La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana segna l'avvio della riforma elaborata dall'assessore regionale Marco Venturi. Si pongono le basi per la nascita dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Spariscono le cosiddette ASI, le aree di sviluppo industriale. Per l'assessore Venturi, vecchi e costosi carrozzoni, concepiti in origine per incentivare lo sviluppo e la crescita del tessuto industriale, ma di fatto buoni soltanto per garantire prebende e alimentare il sottobosco della politica, grazie a circa 800 posti di sottogoverno, che peraltro gravavano sulle casse della regione per circa 4 milioni l'anno, senza apportare alcun reale beneficio alle imprese. Per Venturi l'IRSAP rappresenta una novità importante, un organismo moderno, snello, rapido ed efficiente in grado di dare risposte celeri in tempi certi. Noi abbiamo definito zone a burocrazia zero, significa che a livello periferico rimangono gli 11 consorzi che avranno l'onere di svolgere delle attività tecniche e amministrative col silenzio assenso in 60 giorni, rilasciare tutti i documenti autorizzativi che necessitano, diventa uno sportello unico reale sul territorio per le attività produttive. Quindi bisogna semplificare, sburocratizzare e dare la possibilità alle aziende di crescere con il lavoro. In passato, e purtroppo forse anche adesso, molte aziende pensano di crescere con i finanziamenti a fondo perduto. Quindi devono essere uno strumento per migliorare la rete dei servizi, le infrastrutture. Certo, se noi abbiamo delle zavorre nei nostri territori, che sono i forestali, che sono 23.000 persone che spendono e costano le casse 250 milioni di euro l'anno, se abbiamo la formazione che costa 400 milioni di euro l'anno, è chiaro che per puntare sullo sviluppo bisogna abbandonare la politica del cliente. L'IRSAP avrà un consiglio di amministrazione composto da 5 membri nominati dalla Regione. Il presidente ed il vice saranno nominati su proposta dell'assessore Venturi tra i componenti del consiglio d'amministrazione. Prevista la presenza di un direttore generale scelto tra i dirigenti di prima fascia della Regione e tra i dirigenti dei disciolti consorzi ASI. Ci sarà anche una consulta, l'organo di indirizzo dell'istituto composto da 13 membri, nominati su proposta dell'assessore Venturi tra i soggetti dei diversi settori produttivi. La prossima settimana, afferma Venturi, ci sarà un ulteriore passo in avanti con la nomina dei commissari straordinari liquidatori delle ASI. Pensiamo di portare una ventata di novità anche nei vari territori come Agrigento, Trapani o altri, i commissari liquidatori avranno una data prestabilita in 6 mesi, dovranno attivare le procedure e si porterà avanti il lavoro per far nascere questo istituto che dovrà servire per portare nuovi imprenditori, nuove aziende nei nostri territori.